Io ripeto, ero a Milano, consigliere comunale, col primo sindaco leghista, e arrivavano le notizie di come si fa il sindaco fuori dall'ufficio, carta, penna, block notice, questo va, questo non va, l'ufficio, il tecnico, il dirigente, la polizia locale. Diciamo che oggi qualcuno dovrebbe prendere l'esempio e uscire dall'ufficio, però se Treviso è così bella è tanto merito suo anche, e dell'insegnamento che ha lasciato a tanti dopo di lui. C'è un suo ricordo personale di Gentilini? Tanti, alcune cose me le tengo per me. Io poi ero un boccia ai tempi perché avevo le braghe corte quando lui è stato eletto sindaco, però ne abbiamo fatte tante, e anche ultimamente. Ricordo alle ultime elezioni con Mario Conte, chiacchierando. Io adesso da ministro a Treviso fortunatamente ho potuto anche portare risorse, interventi, cantieri, però lui attento, però Matteo attento, qui, là, su e giù, quindi diciamo, la verve è sempre stata quella. Infatti oggi è una bella giornata, non è una giornata di tristezza, perché non penso vorrebbe questo. Quindi anche a lei ha mandato i suoi famosi pizzini, qualcuno Ah, gliel'ha mandato? me li tengo per me, però diciamo che se c'era qualcosa che non andava perfettamente come doveva, non la mandava a dire, non scriveva, non mandava il fax, diciamo, telefonava. Ci sono ragazzi e ragazze allevati da lui della Lega che fanno esattamente lo stesso, che alle 2 di notte, se c'è un problema, non chiamano qualcuno per uscire ma escono loro. È un modello che non muore mai, quello di fare politica in mezzo alla gente, e ce ne sono anche in altri partiti, per carità di Dio, non è un'esclusiva della Lega, però è stato sicuramente un modello, e ogni critica diventava uno stimolo.